E buongiorno a tutti amici e amiche amanti di Sport Easily. Oggi siamo pronti per commentare la 17ª giornata del campionato girone A Livio regionale Under 17, sfida che vede di fronte il CUS Palermo e il terzo tempo. Non possiamo che cominciare intanto guardando i ragazzi già nella zona mediana del campo con il terzo tempo che va verso il CUS Palermo per salutare prima dell'inizio della partita, ma come stavo dicendo anche in precedenza non possiamo non cominciare con l'ultima partita del CUS Palermo persa per 2-1 contro l'Academy Ribolla, una sfida che chiaramente va sottolineata perché i ragazzi di mister Costanzo e di Davide Aleola hanno perso la prima partita in campionato dopo un filotto di 14 vittorie consecutive. Un campionato chiaramente incredibile quello della formazione oggi in maglia bianca, che sta andando a salutare anche i compagni della panchina del terzo tempo. Vediamo infatti le squadre come si stanno scambiando, adesso invece hanno proprio dei propri compagni per iniziare questa partita. Vediamo se ci sarà il classico momento di rito iniziale, quindi il famoso circle time, ma prima di tutto ciò dobbiamo parlare un po' di statistiche, perché abbiamo detto già del CUS Palermo che ha totalizzato 14 vittorie su 15 in campionato, una sola sconfitta nell'ultimo match contro l'Academy Ribolla. Però bisogna dire che la formazione comunque è al primo posto con 42 punti, insomma punti che sono incredibili. Poi i gol fatti sono 59, 15 gol subiti, difatti si tratta del miglior attacco, terza miglior difesa, però le statistiche non possiamo dirle tutte perché stanno quasi per cominciare. Vediamo subito posizionato con la mano numero 11 Rugolo sotto i nostri schermi, Rammacca invece si posizionerà a centrocampo, lì davanti c'è con la maglia numero 9 Ruffino, però il primo possesso sarà infatti proprio quello della formazione di casa del CUS Palermo, che si schiera con in porta Di Salvo, poi fascia da capitano per Palma. È tutto pronto, stiamo soltanto aspettando il fischio di gara che sta quasi per arrivare. E arriva anche adesso, inizia anche la partita tra CUS Palermo e terzo tempo. Pressione subito del terzo tempo con il passaggio di Aiello verso il compagno. Maniscalco. Rammacca. Subito allontana la formazione ospite, che ritornando un po' alle statistiche si trova invece al nono posto, un campionato a metà classifica, possiamo dire, nono posto con 15 punti, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi. Intanto allontana Di Salvo, palla che viene messa praticamente quasi vicino alla nostra postazione. Preferito non sbagliare su questa pressione. Abbiamo visto effettivamente che fosse abbastanza alto Flavio Di Bella. C'è anche Di Salvo che vuole subito chiamare in causa i suoi compagni, dice forse di cercare di svegliarsi, di iniziare la partita al meglio, perché comunque il morale non è sicuramente quello dei migliori, dato anche, ricordiamo, la sconfitta contro l'Academy Ribolla per 2-1. Poi Randazzo sbaglia tutto, fa ripartire Di Bella. Ottimo qui l'anticipo, esce perfetto con la palla all'antipiede, poi viene fermato, è l'ottimo intervento difensivo, si complica un po' la vita di Calzi, poi si mette un po' a centrocampo da maschia questo primo minuto di gioco. Lancia in avanti, viene chiamato subito Di Salvo ma viene anticipato dal difensore, poi mette giù Aiello, adesso Palma. Esce con la palla al piede, ottima la sua percussione. C'è Liga vicino, ma lui non va da lui, va dall'altra parte perché vede correre Messina, che può puntare la porta. Messina salta tutti ancora sulla fascia, poi viene fermato dall'ottima chiusura difensiva da parte di Francesco Farina, che lo porta comunque in calcio d'angolo. Sarà dunque il primo corner dopo adesso 2 minuti. Andrà probabilmente Liga, che vediamo lui avvicinarsi sulla bandierina, rimane invece fuori Rammacca, chissà che non possa calciare, forse una ribattuta, vedremo se la palla effettivamente termina lì. Liga al centro, cross verso i compagni, si immola di testa Messina, non ci arriva forse per un soffio. Inizia il terzo tempo però abbastanza tranquillo su questo calcio d'angolo, questo cross che è stato messo bene comunque in tiro di rigore, con Flavio Manna a comandare i pali. Sono 2 palloni in campo adesso. Vediamo invece davanti posizionato con la maglia numero 9 Mariete, come Ruffino, molto alto, si può vedere benissimo anche dalle nostre immagini. Ci immaginiamo di fatti un grande lavoro da pivot. A completare l'attacco invece sono Ruvolo e Messina, con Rammacca, Liga e Teresi a centrocampo. Tanto infatti il colpo di testa da parte di Ruffino, poi allontana la difesa al terzo tempo, che potrebbe soffrire la fisicità proprio dell'attaccante, ma è facile comunque marcare un giocatore di questa altezza.
Randazzo, Ruvolo, palla di ritorno, viene cercata ancora la profondità, poi palla su Manno dopo la difesa di Ciancimeno. Terzo minuto di gioco per chi si fosse sintonizzato in questi istanti, gara valevole per la 17ª giornata del campionato a livelli regionali Under 17. Squadre che si sono già affrontate chiaramente nel girone di andata. A vincere è stato il CUS Palermo, che fa parte infatti di una delle 14 vittorie consecutive in campionato. Comunque fatto iniziare un grande filo, tentato cross al centro che viene provato da Di Bella, viene cercato anche la coppa di parte di Castagnetta, però palla che non arriva nella testa del compagno. Quel terzo tempo che in realtà comunque in questi primi 4 minuti di gioco ha fatto vedere non delle azioni da gol, però comunque sicuramente non vuole mollare, non vuole lasciare nulla al caso, sa che il CUS sta attestando un periodo comunque si riforma, perché il campionato parla da sé, la classifica dice che il CUS Palermo si trova effettivamente al primo posto con 42 punti, 14 vittorie su 15, però nell'ultimo match ha perso contro comunque l'Accademia di Bolla, squadra chiaramente l'alta classifica, però sa che dal punto di vista psicologico in realtà potrebbe fare qualcosa, anche strappare un punto, perché no? Al momento chiaramente non sorride la formazione di mister Costanzo e intanto sarà calcio di punizione con Tommaso Zummo che cerca la porta, non la trova, ma molto alto, Di Salvo non accenna nemmeno una parata. Infatti partirà dal basso, accanto a lui c'è Aiello, ma lui va da maniscalco. Va incontro la palla Lega, ottima la sua uscita, Palma, palla di ritorno ancora verso il numero 8, poi fa un grande lavoro qui il classico Ruffino, poi Liga, vede l'inserimento per Rulo che poi cerca la porta, ma intanto va giù in presa bassa Manno, una grande chiusura e può fare il portiere subito sui suoi compagni. Si riparte alla sinistra, poi in testa chiude Aiello, Teresi in ritardo, poi Zummo cerca la giocata verso i compagni, Maniscalco però in anticipo capisce tutto e mette una pezza. Palma, capitano, numero 6, Di Salvo, chiama a sé anche Aiello, c'è largo Randazzo, non va da lui però, cerca centralmente l'Ariete Ruffino che vuole girarsi, infatti lo fa benissimo, adesso viene chiamato a sé anche Messina che può puntare l'uomo, poi cerca la sua posizione, si inserisce Lega, viene contrastato, Lega comunque riesce a continuare, poi cerca la palla in mezzo, Ruffino 2 volte, la parata per quella rovesciata, ed ora Manno blocca questa palla, ma pericolosissimo qui il CUS Palermo che sfiora il gol del vantaggio, il gol del 1-0, con questa azione personale di Liga sulla dove si sono a posto sul pallone d'esterno perfetto di Messina. Appunto qui Palma fa una grande giocata con personalità e cerca anche rilanci in avanti. Poi continuando insomma l'azione precedente abbiamo visto come Ruffino 2 volte è andato a calciare verso la porta, ma la posizione comunque ravvicinata senza però riuscirci. Ruvolo fa una grande giocata qui, esce fuori, poi vede il taglio di Ruffino, la sterzata, Ruffino vuole la porta, vuole calciare col sinistro, ha fatto tutto benissimo, si era coordinato nel migliore dei modi, poi però non ha trovato la porta, ma il lavoro comunque di Ruvolo è stato fondamentale perché ha cercato la palla, l'ha trovata, ha cercato poi il sinistro, ha visto il taglio del compagno, lo ha trovato, poi l'aggancio, l'ha girata col sinistro, ma non ha trovato la porta. Probabilmente l'unica cosa che il CUS questa volta sbaglia è stata quella della porta, perché la precisione non è stata nemmeno vicino alla porta, però comunque il grande lavoro di Ruffino va sottolineato con questo lavoro da pivot. Intanto Rammacca fa una grande chiusura, consente infatti ai suoi di risistemarsi, lì calzi, cerca i compagni. L'aggancio di Bella non è dei più felici. Randazzo, Aiello, si riparte da Di Salvo, poi sentite anche le voci del tecnico, scivola. Dunque vogliono prendersi un po' tutto il campo i ragazzi di casa che sanno quanto oggi possa essere fondamentale, non solo, ripeto, chiaramente per i punti in zona classifica, ma anche per dare un segnale al campionato. Ottima la palla per Messina che può puntare la porta, Messina calcia, Manno dice di no, poi ancora la palla rimane lì, Ruffino contrasta, non riesce ad arrivare sulla palla, però dopo 7 minuti già possiamo contare almeno 3 occasioni da gol per il CUS Palermo che va vicinissimo ancora al vantaggio in questa grande azione, il lancio perfetto alla difesa con Messina che si è ritrovato davanti a Manno che però ha risposto presente in questa presa bassa, si è disteso benissimo sulla sinistra, in basso. Poi guadagna un pizzico di tempo, però chiaramente al minuto 8 di gioco c'è veramente tanto da giocare. Lancio in avanti a cercare Di Bella.
poi Teresi lotta, sguscia via Liga che addirittura riparte da Di Salvo. Si parte dunque dal basso. Maniscalco si gira Palma, fa un grande lavoro con questa facendo perno, poi sbaglia il passaggio, va cercato Messina. Al momento il tridente è molto attivo con Messina, Ruvolo e Ruffino. I tre hanno già collezionato e confezionato anche diverse azioni da gol. Liga, uno dei più attivi anche lui, cerca Messina, cercano molto i due, prova a rientrare, Messina va sul sinistro, grande giocata sul fondo, Messina con l'esterno si appoggia, la palla che però viene allontanata dal del terzo tempo, poi viene cercato in questo rilancio Gabriele Terzo, che però non può prendere la palla perché termina fuori e sarà rimessa Pus. Palma, il rilancio per Ruvolo, era buona questa idea da parte del capitano che già più volte ha fatto dei lanci piuttosto interessanti, però ancora una volta Manno in anticipo, legge la giocata prima e anticipa anche Ruvolo, che comunque con questi inserimenti alle spalle dei difensori sta dando molto fastidio. E qui buona la giocata dopo il controllo da parte di Castagnetta che rientra anche sul destro, salta Randazzo, poi calcia verso la porta addirittura. Di Salvo molto attento, lascia scorrere la palla sul fondo, vede che non sarebbe stato un pericolo questo tiro. Palma, poi si copre con un po' la vita Maniscalco. Di Salvo va lungo in avanti a cercare proprio Ruffino, la torre non la controlla, riesce comunque a spostare il difensore, poi mette una pezza qui Ciancimino, poi il taglio da parte di Zummo, va giù Palma, chiede anche l'intervento a parte di di gara, però l'intervento del numero 10 Terzo non è stato sanzionato come irregolare, dunque si continua. Poi Ruffino, Teresi, buono qui l'aggancio, poi è scivolata da parte di Spallino, di Spalletta, chiedo scusa. Poi Palma con la testa, quasi favorisce l'intervento dei suoi avversari, palla che è ritornata invece dietro con Di Salvo che fa sua la palla, fa allargare anche un po' i compagni con Aiello, c'è Randazzo vicino a lui, non lo serve, fa sempre centrale da Ruffino che fa un grande lavoro contro Ciancimino che però recupera bene anche con evidenti differenze fisiche. Il numero 6 però fa una grande chiusura qui contro un avversario comunque molto complicato come Ruffino. Si può vedere anche la sua stazza dalle nostre immagini, veramente molto molto alto. Ciancimino, nonostante il mismatch fisico di altezza, viene chiaramente perso, però con l'anticipo è stato bravissimo perché ha preso il tempo del numero 9, prova a rientrare intanto Terzo, grande giocata e calcia col sinistro, non trova la porta ma anche il terzo tempo è vivo, lo fa con il primo tiro al minuto 11 con Gabriele Terzo. Forse è lasciato un po' troppo libero di inventare con il sinistro, non ha calciato benissimo però si era smarcato con i tempi giusti. Rammacca, buono qui l'aggancio, poi sbaglia contro la pressione di Spalletta dopo aver tenuto lontano Faulisi. Continua invece il terzo tempo con Terzo che vuole rientrare sul sinistro, le finte, destro sinistro, Terzo cerca i compagni al centro e qui il colpo di testa da parte di Tommaso Zummo che non trova la porta, però se avesse lasciato questa palla, se non ho visto mai, dovrebbe essere stato Castagnetta sul secondo palo, prontissimo a ribadire in porta, sicuramente messo meglio rispetto al numero 9 che ha colpito giustamente davvero numero 9 la palla col colpo di testa, però senza trovare la porta, ma veramente di pochissimo. Dunque il Cus Palermo ha avuto già diverse occasioni da gol, però il terzo tempo negli ultimi 2 minuti ha fatto vedere anche lei due azioni importanti, con Terzo che ha inventato prima calciando verso la porta, poi cercando invece i compagni al centro con questo colpo di testa sbagliato da Zoom. Aiello cerca dietro la porta, tantissima personalità del numero 5 che da difesa centrale si prende lui questa responsabilità di calciare, indica chiaramente tanta personalità, poi anche un po' pizzico di pazzia che però chiaramente nel mondo del calcio può essere sempre un valore aggiunto. Di Bella lotta contro Randazzo, poi casca giù e calcio di punizione. Ruvolo si allontana intanto per consentire la battuta del calcio di punizione, palla buttata, Maniscalco, Teresi la controlla, Palma, le finte, si appoggia da Di Salvo, si ritorna da Maniscalco, lui e Aiello compongono la coppia di centrali,
Poi qui sbaglia sulla pressione Liga, ottima terza per recuperare palla, poi Liga ancora a dare fastidio, Messina sguscia sempre via sulla fascia sinistra, al momento imprendibile il numero 10, prova a puntare anche Spalletta, non lo vuole fare rientrare, ancora Messina, punta all'uomo, non lo vuole fermare nessuno, poi Liga guarda la porta, ci prova con il destro di cercare Ruvolo, non trova la porta, però Liga l'abbiamo visto calciare anche a microfoni e telecamere spente, quasi all'inizio della partita. Durante l'ingresso delle due squadre ha calciato anche molto bene. Chissà che infatti non provi nuovamente questo tiro. Lui che comunque queste giocate ce li ha, sicuramente nelle corde. Questa volta ha cercato il cross, ma forse la prossima Liga potrebbe provare anche a trovare la porta. In testa a Teresi, poi il randazzo contro Di Bella, trattenuta di Mai abbastanza evidente, però non vuole chiamare nulla. Ricausi. Lì calzi. Poi lotta a centrocampo Faulisi, il capitano della formazione del terzo tempo, che viene fermato all'ottimo anticipo. Poi lottano ancora. Vedrete tutto il calcio non porta, sembrava potesse servire l'inserimento del compagno Di Bella, ma così non è stato, perché ha cercato addirittura di beffare Di Salvo, che però si fa trovare sempre super attento e blocca con estrema facilità. Adesso la pressione è sempre di Di Bella, che comunque è uno dei più attivi. Poi Aiello mette un po' in difficoltà Di Salvo, ma va bene così. Guadagna diversi metri. La personalità comunque del portiere. Maniscalco col sinistro, cerca il solito lavoro di Ruffino. Poi Liga. Va a rientrare, Liga, vediamo se calcia, Liga, ancora Liga, calcia verso la porta! E la parata, la respinta di Manno, infatti avevamo anche chiamato questa conclusione da parte di Liga, l'abbiamo vista in precedenza, intanto palla ancora al centro, colpo di testa! E non può sbagliare da 2 passi, addirittura Capriola, e come si ricorderò, Papevi Martins, ed esultanza per Ruvolo, gol bellissimo di testa, palla che si inserisce sotto la traversa, la tocca anche, e va bene così, perché 1-0 Cus Palermo, la sblocca, forse possiamo anche dire nel miglior momento del terzo tempo, comunque stava cercando di trovare le sue giocate, trovare queste giocate per trovare il gol, però il Cus risponde subito e fa capire perché si trova al primo posto a quota 42 punti, potrebbero diventare 45, ma questo lo diremo soltanto a fine partita con il risultato in sicurezza. Intanto ricomincia la partita con il risultato di 1-0, minuto 15 di gioco, avete sentito anche dai nostri microfoni il capitano Palma dare tanto azione con Terzo che cercava quasi di sgusciare via le spalle dei difensori. Avevamo invece di Palma, poi il capitano si è effettivamente caricato i suoi compagni dicendo giochiamo con la testa. Alla terza l'area di rigore, poi lotta in anticipo, è arrivato Aiello, però stava per colpire Castagnetta, che comunque con la sua posizione sta dando diversi problemi, perché parte molto largo a sinistra, però molto spesso si va anche quasi a pestare i piedi, possiamo dire, con Zummo. Però comunque per le difese può essere un problema, perché non sanno mai chi marcare fondamentalmente. Poi Ruvolo in mezzo a 2, riesce a sgusciare via, grande giocata di Ruvolo, poi perfetto Faulesi, che commette pure fallo, che commette anche fallo, sembrava non esserci il fallo in realtà. Poi Tarigara forse è fischiato invece del fallo in precedenza, quindi l'intervento a 2 su Ruvolo, che era riuscito comunque a passare via, ma poi si è dovuto arrendere dal recupero prodigioso del numero 7 Faulesi. Maniscalco, mi sentite la voce di Davide Aleola intanto a comandare i suoi ragazzi. Tanto qui passaggio molto rischioso di Palma. Aiello ha lo spazio, le finte, grande giocata, Aiello può cercare la porta sul sinistro, poi cerca i compagni, Ruffino, le finte, si complica anche un po' la vita. Adesso Messina, Liga, suo l'assist, poi ottima la chiusura difensiva di Spalletta. Sarà dunque calcio di punizione in fase difensiva per il terzo tempo, minuto 17 per chi si fosse sintonizzato in questo istante, e 1-0 il risultato. Potete vedere benissimo il nostro mascherino, al momento decide il gol di Ruvolo, colpo di testa sotto la traversa, baciando proprio la traversa, e 1-0. Teresi, Palma, palla verso Ruvolo, la tocca sul Ruffino, poi calcia verso la porta con la punta, e il miracolo di Manno ancora una volta. Cus Palermo che va vicinissimo in gol, forse
forse da rivedere un po' la posizione di Ruffino, però comunque è stata una grande azione ancora una volta del Cus Palermo con Palma, che con questa sua posizione da terzino in realtà sta dando veramente tanto fastidio, perché parte come terzino sinistro, però in realtà lo vediamo accentrarsi tanto, e infatti poi con il destro ha cercato, ha trovato soprattutto questa traiettoria perfetta per l'inserimento di Ruvolo, che non ha agganciato bene, ma poi in realtà ha favorito anche il tocco verso Ruffino, che con la punta ci ha provato, ma Manna dice ancora una volta di no. Grande partita del portiere Ruffino. Poi in anticipo a cercare Di Bella, che mette comunque in difficoltà Maniscalco, che però si fa aiutare da Palma e dunque riparte il possesso Cus. Aiello, Rammacca, si fa pressare da Faolese, pressione asfissiante da parte del capitano, forse quasi un'azione per dire ai compagni di non mollare mai. La distanza è minima, 1-0 il risultato, 18 minuti di gioco, 19 per essere più precisi. Ha cercato Ruvolo con la testa Ciancimino, poi Rammacca può calciare verso la porta, le finte, sterzata, Rammacca, doppio passo, forse complica un po' la veta, poi in mezzo a due maglie fucsia, poi la scivolata di Aiello addirittura quasi diventa un tiro. Manna però blocca, ringrazia e va a lungo. Palma qui liscia il capitano, poi Maniscalco mette una pezza, allunga ancora questa palla, competenza di Faolisi, poi lotta Di Bella, Teresi verso Maniscalco, Aiello, si riparte sempre da Di Salvo, viene cercato tantissimo il portiere in queste ripartenze dal basso, ormai un fattore del calcio abbastanza importante, perché viene più richiesto al portiere soltanto di stare tra i pali, essere abile con le mani, ma molto spesso si richiedono anche abilità con i piedi, e sicuramente Di Salvo le sta incarnando tutte. Poi scontro tra Ruvolo e Faolisi, tutto regolare. Spalletta qui cerca il lancio in avanti, commette fallo Palma, che dà addirittura anche un cartellino giallo, che però non arriva. Palma dice di non aver toccato l'avversario, però con questo è stato abbastanza evidente. È stato molto intelligente qui Gabriele Terzo a guadagnare questo calcio piazzato, che può essere importante, perché da queste azioni il terzo tempo potrebbe trovare magari anche il gol del pari. Comunque al terzo tempo non sta sicuramente giocando una brutta partita, anzi tutt'altro, sta giocando molto bene, però davanti sta la prima della classe, quando sei davanti alla prima della classe insomma è anche un po' complicato cercare di imporre il proprio gioco. Terzo è uno schema, allontana con la testa Teresi, poi mette fuori il Ruvolo. Messina, Palma. Sono 3 uomini in avanti del terzo tempo che sono rimasti molto alti, ma Cus non vuole attaccare, vuole piuttosto difendere. Infatti ricordiamo come sia il miglior attacco a quota 60 gol realizzati, ma sia anche la terza migliore difesa, insomma una squadra abbastanza completa. Messina, la aggancio, vuole puntare come sempre l'uomo. Messina va sul sinistro, salta tutti, Messina casca giù, ha cercato forse con un pizzico di astuzia guadagnare questo calcio con Tricoli, che però è stato anche molto intelligente, ha forse capito le intenzioni del suo avversario e ha levato la gamba cercando di non commettere fallo. Palma cerca forse un lancio, però abbastanza sconnesso il lancio in avanti. Sarà dunque rimessa la trave per il terzo tempo, che potrà ripartire con le mani, ma il gioco un attimo è fermo con Vittorio Gara a colloquio con Ruffino, forse qualche incomprensione durante qualche marcatura, chissà, non sappiamo. Momento di break intanto, minuto 21. Tanto ne approfitta per dare indicazioni ai suoi ragazzi. Fase difensiva, si ripartirà invece con le mani per il terzo tempo, e ripeto, non sta giocando una brutta partita, anzi tutt'altro. Dopo il minuto di raccoglimento si ritorna in campo con il tocco di Rammacca. Adesso Di Bella si appoggia su Spalletta, buono qui l'aggancio e cambia tutto.
L'altra parte da terzo, poi c'è la sovrapposizione da parte di Tricoli, lui rientra sul sinistro, prova a inventare, vede una traiettoria interessante per l'inserimento di Castagnetta, che però viene fermato dal portiere, l'estremo difensore della formazione di casa, Teresi. Liga, il break di Liga, Messina si gioca tantissimo su quella fascia, Messina vuole rientrare sul destro, vediamo cosa inventa, Teresi. Sterzata, va sul sinistro, poi sul destro, poi c'è l'inserimento di Randazzo, lo vede infatti sulla fascia destra, le finte di Randazzo, ottimo quella giocata, poi cambia gioco dall'altra parte, forse avrebbe potuto fare qualcosa in più Randazzo, ovviamente cercare anche una giocata personale perché c'ha comunque lo spazio per potersi inserire. Poi il terzo viene servito, Palma fa un'ottima chiusura, Zummo va cercato, il compagno, nulla da fare. Poi Di Salvo chiama a sé la palla, si schiacciano intanto i giocatori del terzo tempo. Palma rientra, poi cerca il suo solito lancio per Ruvolo, buono qui l'aggancio a seguire, poi viene chiuso per Ciancimino. Di Bella contro Maniscalco, il match tra i due, al momento lo tiene lontano Maniscalco, però comunque il possesso è sempre del terzo tempo. Terzo Spalletta, qui intanto il contrasto di Palma molto duro, ma comunque sul pallone dice il capitano di stare sulla palla, Tigre era molto vicino, infatti dice nulla. Tricoli, Zoom, ancora Tricoli, c'è accanto a lui Spalletta, però non lo serve, poi sguscia via, grande giocata da parte di Zoom, viene fermato però la difesa di casa, poi palla a cercare i compagni, allontana Aiello, poi cerca la volée Paolisi, ma non è fortunato nell'impatto. Ciancimino, Aiello, classica giocata del difesa centrale, l'abbiamo visto più volte anticipare e poi provare ad autolanciarsi. Liga allo spazio, se vuole prendere tutto, e cerca come sempre Messina col tacco di ritorno, palla che viene però fermata, un'ottima difensiva parte di Spalletta insieme a Tricoli, ed è ancora possesso costo, però azione comunque fermata. Rammacca scarica e si inserisce, poi Lega, grande giocata sul sinistro, cerca ancora Rammacca, va a rientrare il 7, vede i compagni, infatti si appoggia su Teresi, se ne è un po' insistita nel Cosse che prova ad autolanciarsi anche quella volta, però perde il contrasto. Difatti Tricoli lascia la palla lì, lascia il proprio portiere e si riparte da mano. Ciancimino, Paolisi si gira contro Rammacca che però non abbozza nessun tipo di intervento. Paolisi cerca l'inserimento di Di Bella, lo trova, adesso può sfidare in velocità Aiello. Di Bella prova a rientrare, guarda i compagni, li cerca ma non li trova invece Rammacca, viene incitato anche dal pubblico presente. Rammacca la difende, si gira molto bene qui il numero 7 con Paolisi scivolata, poi prende anche un calcio qui. Zoom, sarà dunque calcio di punizione, minuto 25 di gioco, anzi 26 per essere più corretti, partita molto bella, 1-0 il risultato, decide al momento il gol del numero 11 Ruvolo. Spalletta, terzo, vuole il sinistro, cerca i compagni al centro, c'è la Castagnetta che si era inserito ancora una volta molto bene, però Randazzo fa sempre delle ottime chiusure, poi prova a puntarlo. Castagnetta cerca i compagni, anticipato Rammacca, Paolisi calcia, poi addirittura viene beccato qui Di Bella che cerca i compagni, ottima la sponda per Spalletta che calcia, non trova la porta ma pericolosissimo il numero 18 qui, che va comunque impattato molto bene, ma grande lavoro comunque di Di Bella che va sempre a prendersi questa palla, un po' come Ruffino, cerca sempre di trovare poi delle sponde piuttosto che cercare la porta a lui, cerca sempre di dialogare con i compagni, qui mette un'ottima palla su Spalletta che comunque calcia bene, però non trova la porta, quindi Salvo che comunque si è disteso. Maniscalco guadagna diversi metri, lascia Capitan Palma, ancora Di Salvo, tanti palloni toccati per il portiere, infatti viene chiamato sempre dai compagni, una palla così cassaforte con loro. Messina va incontro e poi scarica Maniscalco, le finte, si torna ancora Di Salvo, non ha chiaramente fretta, la formazione di mister Fabrizio Costanzo e Davide Adele.
Il rilancio di Teresi, cercare Ruffino, palla che viene anticipata, poi Faulisi la mette giù, addirittura si torna dietro, un po' rischiando perché c'era comunque Ruffino pronto a intervenire, anche se comunque c'erano diversi metri tra lui e l'attaccante. Poi palla che viene allungata di testa, facile preda di Salvo. Adesso un piccolo momento di stallo della partita, minuto 28 di gioco, forse anche la prima mezz'ora, chiaramente qua dove si dà un po' tutto, poi a questo momento della partita forse ci si riposa un attimo. Rammacca, Teresi sbaglia a centrocampo, ottimo il recupero da parte di Faulisi, grande partita per lui. Faulisi allarga il gioco, vede l'inserimento di Di Bella che può calciare verso la porta e lo fa, però non la trova qui Di Bella, ma ancora una volta grande azione del terzo tempo che nonostante comunque i 15 punti in classifica e tanti punti di distanza in differenza soprattutto con il Cus Palermo, non sta comunque dimostrando di essere inferiore alla formazione padrona di casa, la formazione che comunque ricordiamo perché va anche detto ha vinto 14 partite su 15, insomma un campionato strabiliante, una sconfitta contro l'Accademia di Bolla proprio nell'ultimo turno con il risultato di 2-1, un risultato che chiaramente non ha fatto felice la società di casa oggi con questa sconfitta in trasferta, ma dentro casa al momento 7 vittorie su 7 che sono dei dati che vanno sicuramente ricordati. Palma, il break del capitano, trova Ruffino, c'è anche il Romulo che si inserisce con la punta, prova a toccare la palla, non ci arriva per questione di centimetri, ma grande palla, poi la scivolata di Lega, sempre molto utile il numero 8 che poi casca giù ed è calcio di rigore, qui tutta l'astuzia da parte di Lega che si va a prendere anche la palla, anzi no, chiedo scusa, era Messina, sembrava Liga da filmare, era Messina, si prende anche il pallone e vuole battere questo calcio di rigore, sfiderà Manna, questo che può trovare dunque il gol del 2-0, ma qui tutta l'astuzia del numero 10 che prima ha recuperato con cattiveria la palla, poi si è fatto fare fallo, ma Messina non sbaglia sotto porta, non sbaglia il calcio di rigore, batte il portiere, segna il penalty e fa 2-0 per il Cus Palermo che adesso si trova sopra i 2 gol, risultato comunque che si può anche starci col Cus che sta giocando una grande gara, però dall'altra parte il terzo tempo forse qualcosa in più la potrebbe anche meritare, chiaramente verrà chiesto alla formazione ospite di non mollare fino all'ultimo, di cercare di giocare sempre come sta giocando comunque al momento, perché i 2 gol sono arrivati comunque su 2 episodi che sono stati realizzati benissimo da Cus Palermo, che fa vedere perché effettivamente trova a quota 42 punti in classifica, possono diventare 45, è vero, ma questo soltanto dopo il 90esimo. Il gancio di Castagnetta viene puntato a Iello che è scivolata però fa una grande chiusura, lì calzi, palla che viene deviata, sarà dunque rimessa con le mani, sempre lì calcio sul punto di battuta, cerca Di Bella, buono qui l'aggancio, ancora lì calzi, cerca il cross velenoso con Di Salvo che fa una grande chiusura con le mani alte e va a cercare subito i compagni, poi Ruffino viene anticipato, poi allontana Ciancimino, ancora a centrocampo giganteggia Lega, partita straordinaria per lui, Messina, indicato il numero 10 che ha realizzato il gol del 2-0, poi prova a puntare il suo avversario, ma ancora una volta, anzi questa volta è scivolata, Rammacca prova ad inserirsi, scarica sul compagno, Liga ancora sulla fascia, poi cerca i compagni al centro, una palla interessantissima che attraversa tutta l'area di rigore, poi viene messa via, un ottimo intervento da parte di Marco Licalzi, ma Cus è sempre pericoloso, Liga, Rammacca, contrastato, Rammacca, poi viene fermato molto bene dall'inserimento da parte di Zoom, poi palla che viene ributtata in avanti, si cerca di testa a Iello, poi Faulisi, Castagnetta, le finte, si appoggia con l'esterno, lì calzi, a destro Di Bella, la controlla, prova a rientrare, Randazzo però fa una buona chiusura, comunque gli fa perdere qualche tempo di gioco, entra sul destro, Di Bella, terzo, poi casca giù, calcio di punizione, adesso questa può essere un'occasione importante, ci immaginiamo forse il sinistro di terzo, vediamo, da lì il 10 probabilmente vorrà prendersi la palla, però se la prende Spalletta. Che calci lui, perché si allontana comunque il numero 10, no, Spalletta sotto per il 2-0 perché si fosse sintonizzato in questo istante Cus Palermo un doppio vantaggio con il calcio di rigore di Messina, però prima in precedenza il gol di Rovolo con un colpo di testa, la Spalletta in avanti, ci ha provato questo calcio di punizione, palla però non viene impattata molto bene, a parte
Giocatore in media 18 comunque sta giocando una grandissima partita di centrocampo, tanti palloni recuperati, anche tanta personalità, però. Maniscalco viene chiamata a sé di quel passaggio parte di Aiello, adesso Palma, la controlla il capitano, si ritorna come sempre da Di Salvo, inizia ovviamente il tiki-taka del Cus, che come sua prerogativa ha molto spesso quella di non forzare le azioni, ma piuttosto ripartire dal basso, fare tanti passaggi, cercare forse di stancare l'avversario con la tattica e poi colpire, come soltanto i ragazzi di Mister Costanzo e di Adeula sanno fare. Maniscalco continua il possesso, Liga. Il rilancio di Liga a cercare l'inserimento di Ramacca, che comunque ringrazia il compagno, era buono il suo inserimento, però un po' troppo profondo questa volta, anche per un giocatore come Ramacca, che comunque è dotato di una grande velocità, oltre che di una grande tecnica. Teresi controlla serenamente la palla per la scivolata di Spalletta, non riesce ad arginare la sfera. Liga è più veloce, poi si appoggia come sempre su Messina, dialogano tantissime due. Messina vuole rientrare sul destro, rientra, Messina può calciare, calcia Messina! Non trova la porta, ma ancora una volta pericolosissimo il numero 10, ma come sempre i palloni vengono sempre recuperati dall'8, da Liga, che poi la passa quasi sempre a Messina. I due hanno una grandissima intesa e si vede, perché anche in questa azione vediamo Liga scaricare la palla a Messina, ma non è soltanto questo, perché gli porta anche via l'uomo, si sovrappone e gli lascia all'interno. Da lì Messina poi deve calciare, sappiamo quanto possa essere pericoloso col suo destro, insomma non soltanto tecnicismi ma anche tattica. Maniscalco intanto può guadagnare diversi metri, si appoggia da Liga. Aiello può avanzare, poi palla che sembrava quasi persa. Liga, l'inserimento di Messina, anzi l'inserimento di Palma sulla posizione, poi Messina lotta per riconquistare palla, poi anche da terra ci ha riprovato, questa volta non è fortunato, poi Spalletta prova il tunnel, poi commette anche fallo probabilmente, invece no, tutto regolare, il giocatore non fischia nulla. Gara con pochi contrasti, o meglio con pochi falli, in realtà il Vittorio sta lasciando comunque giocare molto, un arbitraggio un po' all'inglese. Allontana Ciancimino, viene cercato Di Bella, salta, poi va a terra Teresi con Di Bella che dice di aver subito forse un calcio durante la fase di discesa dal salto. Ruffino, Palma, classico lancio da parte sua, a cercare Ruvolo che sguscia via, la controlla, prova ad arginarlo e qui lo tampona in maniera irregolare Licazzi. Tutta l'astuzia ancora una volta del giocatore in maglia numero 11, colui che ha sbloccato la partita con il gol dell'1-0, sfruttando un ottimo assist di Liga, il suo colpo di testa poi è terminato in rete. Sarà dunque calcio di punizione, va Liga che ha battuto anche diversi calci d'angolo, adesso batte anche le punizioni. Liga cerca i compagni al centro, sbuca di testa, Ruvolo, poi ancora una volta il colpo di testa da parte di Maniscalco insieme a Aiello. Nulla da fare, però sta imbattendo molto bene Ruvolo, insomma, per perfetto cross di Liga, quasi a replicare il gol dell'1-0. Prova ad autolanciarsi, Randazzo intanto, ottima la giocata, poi con la suola, esterno, Tesi, Maniscalco, Di Salvo. Ruffino, poi viene un po' trattenuto, infatti ha visto fallo di Trecoli. Ramacca di prima, buona qui l'idea. Liga, la controlla, viene tallonato, viene anche fermato, qui ancora una volta grande lavoro di Spalletta. Qui rischia tantissimo zoom, poi scivolata di Ruffino, sbuca via Liga, sempre molto utile Liga, casca giù,
Quindi un calcio di punizione, ma tutto regolare per l'inizio di gara. Poi rilancio in avanti a cercare Di Bella in anticipo, però c'è Maniscalco che si appoggia come sempre da Di Salvo e riparte il Cus da dietro. Aiello. Liga, sbaglia con l'esterno. Anzi, sotto Teresi sbagliare, chiedo scusa. Rammacca, la controlla con serenità. Aiello. Quindi Maniscalco, c'è largo Palma. Vediamo se lo serve. Invece dall'altra parte. Buca l'intervento favolese. Rammacca. Teresi. Poi cerca Ruffini in avanti. Colpo di testa. È ottima qui la chiusura difensiva da parte dei Tricoli. Adesso poi allontana Farina. Ruffino. Poi cerca la porta. Poi calcia col sinistro. Primo palo cercato. Trovato ancora una volta da Ruffino. Questa volta non trova la porta, ma va ancora una volta vicinissimo al gol. Doppia azione dunque per Ruffino, che ha cercato di crearsi un po' da solo questa azione. Andrea Paolo Ruffino. La prima trova Manna, poi la seconda non lo trova. Palla che comunque termina velenosa sul fondo. Li calza. Vede Di Bella, grande qui bella per l'attaccante che può puntare l'uomo Di Bella con la punta! E Di Salvo è stato bravissimo. Si chiedeva addirittura un fuorigioco, ma tutto regolare qui. Ha fatto anche bene a calciare sul primo palo con la punta per anticipare probabilmente il posizionamento del portiere, che comunque è andato giù con i tempi giusti e ha negato il gol a Di Bella, che comunque si sta muovendo tantissimo sul versante offensivo. Dunque la spina nel fianco, la formazione di casa. Zummo calcia col sinistro, poi palla che rimane ancora lì e calcia addirittura col destro, però sul primo palo chiude Di Salvo, ma è tutto fermo. Messina vuole fare passare questa palla contro i Tricoli. Vice capitano ancora Messina, vuole il fondo sul sinistro, cerca di accompagnare al centro, poi il ritorno di Faolesi, lotta ancora Messina in due, non riescono a fermarlo. Poi Liga, c'è largo Teresi, lui invece cerca la porta con la parata di Manna che blocca senza alcun problema. Lì calzi, svirgola un po'. Meglio Marco, meglio, vai! Anche Di Bella qui a caricare il compagno. Devi dare questa palla meglio probabilmente. Si parte con le mani con Randazzo. Rammacca, anzi Teresi. Ottimo lavoro, poi si torna dietro da Maniscalco. Liga va incontro alla sfera e si appoggia. Palma, capitano del Cus Palermo. Rammacca, qui sguscia via, cerca l'inserimento del compagno, può attaccare la porta, Ruffino ancora, vede i compagni, cerca i compagni al centro, non li trova invece la rimessa dal fondo per il terzo tempo. Sono di 2-0 perché si fosse pensato in questo istante, minuto 41 di gioco. Questo è sempre più vicino alla vittoria 15 in campionato su 16 giocate, ma chiaramente mancano ancora tanto, 50 minuti. 45 del secondo tempo, poi 5 minuti, forse ci sarà qualcosina da recuperare, vediamo. Non ci sono state in realtà delle interruzioni, su tutto un calcio di rigore, però forse almeno un minuto si potrebbe recuperare, vediamo. Rammacca, Ruvolo, hanno dialogato tantissimo Messina e Liga da quella parte, un po' meno Rammacca e Ruvolo. Spalletta, l'inserimento e poi l'anticipo di Maniscalco molto pulito qui sulla sua giocata. C'è Liga accanto a lui, non lo serve. Va da Messina, poi di testa di Tricoli. Si parte dunque con le mani. Questa forse un po' rivedibile, poi Liga in anticipo. Randazzo riparte da Aiello. Maniscalco, minuto 42 di gioco, mancano 3 minuti, poi forse sarà il recupero, vedremo. Probabilmente però non di più di un minuto. Maniscalco.
Ruvolo cambia un po' posizione, Rammacca adesso prova ad illuminare il numero 7, vede l'inserimento di Randazzo, buono qui l'aggancio, poi cerca i compagni al centro, casca giù addirittura Rammacca, era buona qui l'inserimento del giocatore anzi non è Rammacca, veduta scivolata, ottima, e può partire nel contropiede Castagnetta, può attaccare la porta Castagnetta, ancora una volta il dribbling pure su Rammacca, attacca la porta Castagnetta, può calciare, cerca invece i compagni al centro, palla che viene bucata, poi arriva e sbuca a 2 passi, ma si divora il gol. Vicinissimo al gol il terzo tempo, ma grande azione con Nezumbo che è arrivato puntuale sul secondo palo, ma l'azione di Castagnetta comunque è da rivedere più volte perché ha fatto la stessa finta a entrambi i giocatori, prima ad Aiello poi a Rammacca, anziché cercare la porta con una persona invece cerca di compagni al secondo palo, ha trovato effettivamente Zumbo che ha addirittura anticipato, se non abbiamo visto male, terzo. Maniscalco, Palma, ha cercato Ruffino, prova a guadagnare metri, poi mette una pezza e la mette anche molto bene qui Mann, gettando palla praticamente fuori dal campo. Messina, Teresi, rilancio per Ruffino, viene invece cercato Messina che mette giù, però in posizione di offside, minuto 44 di gioco, l'azione più importante per il terzo tempo l'abbiamo avuta qualche istante fa con l'ottimo dribbling di Castagnetta che ha fatto vedere tutta la sua tecnica con 2 finte analoghe praticamente, che però hanno messo in difficoltà la formazione di Cani. Spalletta, Farina cerca la giocata di Bella, sempre molto utile. Terzo, Suola, esterno, va incontro Zoom, si complica un po' la vita in mezzo a 2 maglie bianche, poi perde anche il possesso su Rammacca, sbaglia anche Liga, poi è scivolata, si lotta con Maniscalco e allontana Palma, rilanciando come sempre sui compagni, c'è Rammacca che lotta contro Faulesi. Che cercava addirittura la gomitata di Rammacca, ma era tutto regolare. Palla per Ruffino in profondità, Ruffino prende anche il tempo, Ciancimino e poi Manna qui, grande lettura del portiere che ha capito forse che ci sarebbe potuta essere qualche difficoltà per Ciancimino contro Ruffino, un mismatch fisico che è abbastanza importante e infatti lui ha guadagnato dei metri e appena Ruffino ha toccato anche la palla lui subito l'ha anticipato. Rammacca con l'esterno, buona qui la giocata, Messina può puntare come sempre l'uomo, rientra Messina, vuole seminare il panico, Messina sul sinistro, non si passa adesso da Tricoli che fa una grande chiusura, il vice capitano poi cerca centralmente Di Bella che può provare a girarsi in mezzo a 2 maglie bianche, Aiello mette tutti d'accordo, palla rimessa laterale, minuto 45, già inoltrato, credo che però non ha dato recupero in realtà, quindi forse sarà l'ultima azione. Terzo, vuole puntare, vuole il sinistro, c'è Zummo fuori l'area di rigore, non lo serve, poi scivolata, prova a recuperare tutto ma sbaglia. Teresi, di Torigara ha messo anche il fischietto in bocca, l'ultima azione, si lotta, Spalletta, grande giocata, vede l'inserimento dei compagni, poi Aiello allontana 2 volte, Spalletta, palla rimane sempre lì, attacca il terzo tempo, si gira bene il 18, Spalletta, vede Terzo che cerca i compagni al centro con un colpo di testa, da 2 passi Castagnetta non trova l'impatto giusto con la palla, minuto 46 di gioco, terzo tempo che va nuovamente vicino al gol, ma abbiamo anche detto non stanno assolutamente giocando male. Finisce quindi anche il primo tempo con il risultato di 2-0. Noi adesso andiamo a un piccolo momento di break e poi dopo l'intervallo restate sempre connessi perché ci sarà il secondo tempo con la nostra diretta su Sportisili come sempre. Derby allo stadio Santa Barbara di Cefalù, di fronte il Lascari Cefalù di Claudio Grimaudo contro il Geraci di Mister Mirto, capolista indiscussa del girone B del campionato di promozione. Si gioca su un terreno di gioco che è riuscito a tenere botta nonostante le forti piogge dei giorni scorsi. Poi si comincia ed è clima derby come da tempo mancava tra le piazze di Cefalù e Geraci. Inizia la partita e subito un grande brivido dopo una ventina di secondi, rimessa laterale per il Lascari Cefalù che è partito forte in questo incontro. La palla arriva in qualche modo in area dove c'è Sferruzza
che da pochi passi non riesce a battere Mirko De Miere. Passano tanti minuti, grande tatticismo, anche grande agonismo in campo, colpo di testa di Moccero, la palla che sorvola la traversa, ma quasi 2 minuti dopo su questo calcio di punizione arriva in spaccata Sferruzza il miracolo di Mirko De Miere, prima grande parata del portiere del Geraci. Qui Serio in qualche modo cerca di creare, non ci riesce, la palla torna a disposizione del Lascari Cefalù. Siamo al minuto 28 con la palla che arriva al limite dell'area, conclusione di Sferruzza, la accompagna fuori De Miere, palla che si perde sul fondo. Siamo poi alla mezz'ora, il cross dalla destra, non esce bene De Miere questa volta, ci prova Moccero col primo colpo di testa, allontana la difesa della Geraci, poi in qualche modo si salva la capolista con la palla che si perde fuori anche dopo un fischio arbitrale. Qui la grande giocata di Marrone, siamo al minuto 34, palla messa in mezzo per la Mattina che colpisce il palo a Fiducia completamente immobile, occasionissima subito per la capolista. Poi al minuto 37 altra rimessa laterale, questa volta da sinistra, viene steso Sferruzza, l'arbitro non ha dubbi, concede il calcio di rigore al minuto 38 per il Lascari Cefalù. La rincorsa da parte di Sferruzza che spiazza De Miere, segna l'1-0, va ad esultare davanti alla tribuna del Santa Barbara che è in tripudio per il vantaggio della squadra di Mister Grimaudo, che dunque sblocca la situazione, ma non è finita qui perché passano poco meno di 3 minuti. Altro fallo laterale, il leitmotiv di gran parte degli attacchi dell'Ascari Cefalù, con la palla che arriva in area dopo la spizzata dove c'è Moccero, la rovesciata di Moccero, spiazzato De Miere, il gol del 2-0, un capolavoro da parte di Danny Moccero che poi viene travolto dai compagni di squadra per un gol bellissimo e importantissimo perché porta il Lascari Cefalù in vantaggio per 2-0 proprio poco prima, qualche minuto prima dell'intervallo, con le squadre che tornano negli spogliatoi sul parziale di 2-0, ma inizia forte il secondo tempo del Geraci. Grande giocata da parte di Mirko Marrone che mette a sedere mezza difesa dell'Ascari Cefalù, segna il gol del 2-1, a un bellissimo gol ne risponde un altro, è quello che riapre i giochi. A poco più di mezz'ora dalla fine si getterà all'assalto dell'area di rigore dell'Ascari Cefalù il Geraci, che però non riesce a produrre più di questo calcio di punizione di Gioacchino Serio, palla insidiosa ma bloccata da Fiducia. Poi nel rovente finale ci prova anche il Lascari a venire fuori sui sviluppi di una palla inattiva, calcia, abbatte col destro la palla sopra la traversa, poi un'azione improvvisa, estemporanea, con il colpo di testa di Keita appena entrato in campo, la palla che sorvola la traversa, ma nulla in confronto a quello che stiamo per vedere. Calcio di punizione per il Geraci, sul pallone come sempre Gioacchino Serio, la palla che spiove, smanacciata da Fiducia, poi la volée da parte di Marrone, la palla che passa ma non trova lo specchio della porta. E questa l'ultima emozione di un bellissimo derby vinto dall'Ascari Cefalù, che riesce a ottenere 3 punti pesanti. Si ferma la capolista Geraci, che ha comunque un buon vantaggio sulle inseguitrici. Amici di Sportisili, appassionati di calcio e di calcio giovanile, ben trovati dal Centro Universitario Sportivo di Palermo. Si affrontano il Cus Palermo e il Palermo FC per la gara valida per il campionato regionale giovanissimi under 15. Arriva Catanese in aiuto, per un attimo rallenta la corsa del numero 11 Rosa, che poi alza la testa, cambia gioco su Pietro Lacorte che anticipa Casisa, Lacorte Antupertu con Anzalone che è bravissimo in uscita a puntare lo piccolo. Ancora Michele Balsamo costretto a tornare sui suoi passi, palla indietro su Francesco Balsamo, zona tiro per lui, infatti ci prova, c'è una deviazione che favorisce Vitale, a tu per tu con Anzalone, Vitale segna il gol dell'1-0, sblocca la partita il Palermo. 22:30 sul cronometro, la firma è del numero 10, ovvero Vitale. Fischia l'arbitro per far riprendere il gioco quando siamo alle soglie degli ultimi 10 minuti. Chiama lo schema Vitale, pallone sul primo palo, smanaccia bene Anzalone, la palla rimane lì, c'è il tentativo da parte di Michele Balsamo e la rete del 2-0 per il Palermo. Ancora una volta una mischia, una deviazione favorisce il Palermo, che raddoppia con Michele Balsamo, con Vitrano sulla palla. Fischia l'arbitro, rincorsa di Vitrano che scavalca la barriera, la palla sopra la traversa, ci ha provato il capitano del Cus Michele Balsamo, prende il centro, l'appoggio per Pietro Lacorte, limite dell'area, servizio all'interno dell'area per Corda che spiazza Anzalone,
ma non trova la porta. Poi si è giustamente stabilito come punta. Intanto conclusione alta da parte di Pietro Lacorte, vicino alla traversa. Punizione con Vitale che la mette tesa in mezzo e arriva la rete di Corda, rete del 3-0 e dunque arriva la marcatura del giocatore ex Cus Palermo che è sotto porta con questo cross teso e difficile da leggere da parte di Vitale. Porta a 3 la marcatura del Palermo. Intanto l'avanzata di Giarraffa in area di rigore. Pipito non riesce a calciare bene, poi arriva sulla ribattuta. Sempre Pipito, Anzalone lo rallenta, poi palla dentro. Il tacco di Giarraffa, chiude Turci. 4 elementi in area, il Palermo. Con Vitale che batte verso l'area di rigore. La sfera a Sciortino e la palla che finisce in rete. Probabilmente una deviazione dopo il tentativo da parte di Sciortino e palla che si perde in fondo al sacco per il quarto gol da parte del Palermo. Quota 54. Occhio qui intanto alla corsa da parte di Lucio Greco, l'uscita di Bozzotta e l'arbitro assegna calcio di rigore. Sì, Sciortino che va a prendere la rincorsa. C'è il fischio dell'arbitro. Parte Sciortino con il sinistro, prova a respingere la Bozzotta, nulla da fare però e su questa conclusione finisce la partita. Vince 6-0 il Palermo ai danni del Cus Palermo, 18ª vittoria su altrettante partite per i ragazzi di Chiappara. E siamo tornati in live per commentare il secondo tempo di questa bellissima partita tra Cus Palermo. Il terzo tempo, risultato che al momento sorride Padova di casa, avanti per 2-0 con il gol su di Ruvolo che ha aperto la partita con un pregevole colpo di testa che poi ha baciato la traversa e poi il calcio di rigore creato, realizzato, prodotto e poi chiaramente messo in rete da parte di Leonardo Messina, che comunque ha giocato una grande gara. Basti pensare il gol 2-0 come sia arrivato, perché effettivamente è arrivato proprio su una sua scivolata in fase offensiva, ha recuperato la sfera e dopo è stato tallonato dal difensore, che una leggerezza difensiva lo ha stesso all'interno dell'area di rigore. Questo apporta infatti al calcio di rigore che lui stesso poi ha trasformato in rete. Dall'altra parte invece il terzo tempo che si trova sotto i 2 gol, è vero, ma in realtà comunque gioca una grande partita perché sono diverse le azioni da gol create, ricordiamo su tutte negli ultimi istanti di partita, negli ultimi istanti del primo tempo, con Castagnetta che è andato vicinissimo al gol con un colpo di testa, inserendosi come sempre sulla fascia sinistra. Poi abbiamo visto anche tante belle azioni con Terzo soprattutto, con Sensio sta riuscendo sempre a dare tanto fastidio, anche perché Palma è un giocatore che su quella fascia molto spesso tende a salire tanto e quindi inevitabilmente chiaramente lascia qualcosina dietro. Terzo infatti ha un po' più di spazio per poter trovare le sue giocate e col sinistro ha cercato la porta cercando di beffare Di Salvo, non ci è riuscito, poi ha cercato con i compagni al centro dei cross interessanti, lì ha dato ancora più fastidio però senza trovare ancora una volta la rete.
possa comunque riaprire la partita, ma questa partita è una gara che è sempre aperta. Abbiamo visto effettivamente il terzo tempo sì essere in svantaggio, ma più volte andare vicinissimo al gol su tutte le azioni creata da Castagnetta sulla fascia sinistra con dei grandi dribbling, poi cercato al centro Zoom che ha sparato in orbita, però comunque dopo una grande azione della formazione ospite che si trova, ricordiamo però, sotto di 2-0. Squadra in campo, si attende soltanto il fischio direttore di gara che guarda il cronometro, guarda anche i portieri, tutto pronto. Adesso può iniziare anche il secondo tempo che inizia adesso con il rilancio di Spalletta. Anche per Spalletta un'azione importante. Tanto prende la botta in faccia probabilmente Ruffino. Parliamo quindi di Spalletta, il rilancio del numero 18 che ha colpito chiaramente in maniera involontaria Ruffino. Una brutta botta pezza nel viso. Per Spalletta invece è una grande azione da gol sulla solita sponda da parte di Di Bella, che sta cercando comunque di muoversi il più possibile nel versante offensivo. Poi con la sponda ha cercato Spalletta, lo ha trovato, lo ha calciato verso la porta, non l'ha trovata ma soltanto per questioni di centimetri, con comunque Di Salvo che era sempre in posizione, pronto a intervenire, gettandosi sulla palla quasi come un gatto. In quel caso comunque la palla non è arrivata. Intanto vediamo anche come la formazione ospite stia continuando il suo riscaldamento. Chiaramente hanno giocato 45 minuti, però sempre bene continuare a rimanere sempre in movimento. Vediamo infatti su tutti Francesco Farini, anche Mario Tricoli, continuare anche dall'altra parte Li Calzi. Tanto si è rialzato Ruffino, un po' dolorante. È stata una bruttissima botta, addirittura sangue dal naso per lui. Una bruttissima botta dunque per l'attaccante, il gigantesco attaccante numero 9, che per il momento lascia il match. Vediamo se ci sarà qualche cambio in panchina. Al momento sembrerebbe di no, però vediamo. Grande qui la palla per l'inserimento. Questa grande palla di Ruvolo per Rammacca. Poi il dribbling, Spalletta esce a testa alta con muscoli in vista. Poi si appoggia Tricoli, scusa, Farina. Spalletta viene chiamato dai compagni, lui va dall'altra parte, qui brutto l'aggancio da parte di Zoom, riconquista la difesa in maglia bianca del Cus. Ricordiamo il risultato di 2-0. Nel frattempo Ruffino è ancora fuori, ghiaccio per lui. Speriamo chiaramente possa tornare in campo, una buona gara anche per lui. Palma intanto, lo vedete sotto i nostri schermi. Rammacca si inserisce, scarica sul compagno, Randazzo, poi Teresi si appoggia centrale. Adesso l'attacco del Cus è un po' cambiato perché l'assenza di Ruffino chiaramente comporta l'accentramento da parte dei due esterni, da parte di Messina e Rovolo, che chiaramente non hanno la stazza del numero 9, non hanno la stazza dell'attaccante, del compagno di reparto, però comunque con la tecnica possono dare tanto fastidio. Intanto buca l'intervento Aiello, Maniscalco, poi si appoggia dietro da Di Salvo, ancora Aiello, la pressione un po' timida da parte degli uomini di casa, gli uomini ospiti chiaramente. Maniscalco guadagna qualche metro, poi esce, palla al piede, poi rilancia col sinistro, cerca l'inserimento. Qui ottima la chiusura da parte di Faolesi, che si sostituisce ai compagni di difesa. Di Bella, Liga, buona la sua giocata, sguscia via Rammacca. Tanto si è rialzato Ruffino, palla intanto in profondità per l'inserimento, che però non riesce ad arrivare da parte di Messina. Si è iniziato anche molto bene, eludendo dunque il fuorigioco, però è riuscito a bassa di mano, ha messo tutti d'accordo, palla sul portiere e si riparte per il terzo tempo. Di Bella, tanto è rientrato in campo Ruffino, poi calcia verso la porta, ci ha provato Zombo, palla di interno destro,
bloccata però abilmente da Di Salvo, che ringrazia e fa ripartire i suoi. Minuto 49 di gioco, sto 3 minuti fuori Ruffino, ma come un leone è rientrato in campo. Maniscalco col sinistro, cerca centralmente Messina, perde il possesso, terzo, le finte, grande giocata col sinistro, converge nel centro del campo, ma Messina lo ferma in maniera tutta regolare, si continua, Teresi allarga il gioco, vede l'inserimento dei compagni, Ruvolo cerca il sinistro, lo chiudono infatti, poi va centrale da Ruffino, viene anticipato, forse ancora non è un buon momento per lui, lì calzi, e intervento irregolare di Ruvolo, sarà dunque calcio di punizione. Partita sempre più bella. Terzo, può attaccare la porta, le finte, vuole il suo solito sinistro, poi ancora una volta contrastato da Teresi, poi da terra prova a recuperare la palla ma non ci riesce. Teresi allarga il gioco, Rugolo, c'è una prateria per lui, può attaccare la porta, si allunga un po' la sfera, poi tutta la classe di Ciancimino fa una grande chiusura, poi Spalletta e ancora Ciancimino può ripartire il terzo tempo. Adesso guadagna anche maggiore spazio la formazione ospite. Poi Spalletta commenta anche fallo. Dice di non aver commesso fallo, ma Vittorio Carrera era molto vicino, dice invece di sì. Quindi calcio di punizione e può ripartire il Cosse. Ci sono anche diversi uomini che si stanno riscaldando nella panchina di casa. Infatti un cambio arriverà quando forse Liga lascia il campo. Vediamo. E infatti lascia il campo Liga. Adesso vi diciamo il cambio. Entra con la maglia numero 18 Diego Piazza. Cambio quindi a centrocampo. Non esce dal campo invece Ruffino, che rimane lì a lottare. Adesso svirgola la palla. Tripoli cerca Zoom, lo trova, può partire terzo col sinistro si appoggia. Palla di ritorno di Bella, questa volta non si intendono i due. Terzo tempo che però sta iniziando un po' a cercare qualche giocata in più. Forse un pizzico di imprecisione, ma nel frattempo vediamo anche un piccolo cambio tattico perché Rugolo ha cambiato fascia. Dalla destra è passato sulla sinistra, forse per non dare punti di riferimento. Mi sbaglia il dribbling. Terzo, poi qui Ruvolo, grande giocata in fase difensiva, cambia gioco, vede Piazza dall'altra parte, perché Messina si è schierato come mezzala, dunque prende lui il posto di Liga con Piazza che invece gioca nel tridente come largo a destra. Palma, Teresi di prima, ancora Palma, alza la palla, mette giù molto bene Rammacca, poi il rilancio della difesa a cercare ancora una volta l'inserimento di Ruffino, ma anche il non entrato, anzi no, era Randazzo che si è addirittura proposto come esterno alto questa circostanza, con Piazza che invece è andato a chiudere, coprendo quindi le avanzate del compagno Paolo Carol Randazzo. Terzo, anticipo di Aiello, poi Rammacca si fa anticipare da Faolisi, sempre Randazzo che sta comunque giocando un po' più avanti in realtà, parte sempre da terzino destro, però già in queste prime due azioni lo vediamo come sta cercando maggiormente di attaccare, forse è un'idea tattica con l'inserimento di Piazza che probabilmente darà anche più copertura. Pa di ritorno, si cerca di fuorigioco, non viene sanzionato dal direttore di gara, poi la 8 la casca anche giù. Tutto regolare, con Maniscalco che con le buone o con le cattive comunque riesce a levare la palla. Tanto scende anche il sole, inizia un po' d'ombra, per immagini chiaramente anche meglio. Tanto arriva anche il primo cambio per il terzo tempo perché entra Gioele Di Miceli, classe 2007. Esce invece Zoom. Si riparte dunque con le mani. Messina, scontro contro terzo, lui si appoggia però da Di Salvo che può allargare il gioco, infatti fa così. Teresi,
Ottimo quel rilancio, vede l'inserimento di Ramacca che può trovare la porta, vediamo cosa fa Ramacca. Un cross e Ruffino attacca la porta, poi la rovesciata. La palla che termina fuori però, che acrobazia da parte del numero 9 che ha cercato di trovare, di ribadire in porta un passaggio di Ramacca un po' svirgolato, era un passaggio non ottimale, lui comunque è riuscito a controllare la palla e poi a spedirla quasi verso la porta. In realtà è uscito di parecchio, però non era comunque facile, vista la coordinazione precaria dell'attaccante. Il difensore del portiere vicino a lui, Palma. Ruffino si è decisamente svegliato dopo, si è anche ripreso dopo la botta ricevuta sul rilancio di Spalletta. Poi quel dottore Carà contrasta in realtà l'avanzate di Tricoli, infatti dice qualcosa anche di Ferrigare, dicendo di spostarsi, chiedeva anche fosse un gioco fermo, perché è stata anche parte attiva di questa azione, perché comunque il possesso era del terzo tempo. Poi palla che è tornata invece al costo, Spalletta perde ancora palla, qui però commette fallo Messina, sarà calcio di punizione, questa volta Spalletta viene contenta dopo la lotta, Faulisi con Messina. Faulese allarga il gioco sulla sinistra, vede l'inserimento di Ricalzi, poi si va a centrale, cerca Di Miceli, poi chiude. Ottimo qui l'intervento. Poi casca giù, sarà calcio di punizione ancora una volta. Adesso nel primo tempo abbiamo visto effettivamente pochi calci di punizione, con il gioco che comunque veniva portato in avanti, dunque un gioco un po' all'inglese, l'arbitraggio all'inglese anche. Invece vediamo diverse interruzioni, quindi il che adesso non vuole fare passare praticamente nulla, sta rischiando infatti tantissimo questo inizio del secondo tempo. Calcio piazzato con Faulisi che cerca i compagni al centro, allontana Palma da capitano a capitano, infatti un lancio del capitano respinge l'altro capitano. E prima Messina, vede l'inserimento da parte di Piazza che è appena entrato anche fresco, può puntare la porta, poi le calze, fa una grande chiusura che però guadagna anche il calcio di punizione, perché l'ultimo, cioè, chi commette fallo è Piazza. Dunque grande lavoro qui in fase difensiva da parte del giocatore in Maia 25, che ha un po' di difficoltà nel corso del primo tempo, con le avanzate di Rovolo che però questa volta cambia fascia, dunque un po' lo lascia anche in pace. Adesso il suo match è contro Piazza, al momento lo sta vincendo lui, però vediamo il resto della partita. Palma intanto, il capitano, le finte, sempre tanta personalità per il numero 6, testa alta e tanti lanci anche. Di Salvo cerca Aiello e lo trova, si va in avanti, Ramacca, buono qui l'aggancio, lotta Faulese che come sempre riesce anche a recuperare palla, sguscia via, Faulese attacca la porta, vede l'inserimento di Di Bella, viene chiamato a sé anche Castagnetta, Di Bella ancora la sterzata, fronteggiato, poi occasione per terzo, aggancia la palla e scivolata Palma, tutto regolare sul pallone l'intervento di Palma che ha rischiato tantissimo ma ha fatto anche molto bene. Poi lo scontro tra Tricoli e Rovolo che favorisce il Ruffino, che la mette anche giù, vuole controllare la palla, viene comunque tallonato dal difensore, lui vuole invece tenere la palla lì sulla bandierina quasi, tende anche l'inserimento di Messina che gli lascia la palla, il dribbling, ancora Ruffino, poi la scivolata sempre di Tricoli, favorisce comunque Palma che potrebbe cercare la porta, vediamo, ci pensa forse un attimo, poi si appoggia dietro, Teresi allarga il gioco, vede l'inserimento dei compagni, infatti serve il cross, poi smanaccia male, la palla rimane ancora lì Messina e poi manna e Ruffino da terra, Messina ancora e poi trova il gol e Rovolo, ma è tutto fermo, niente 3-0 perché è stato sanzionato l'intervento in area di rigore falloso da parte di Ruffino, probabilmente neanche il cartellino giallo in realtà per Ruffino, sicuramente non per il fallo in sé, ma probabilmente per il detto qualcosa di di gara, perché non credo possa aver sanzionato questo intervento con il cartellino giallo, ma con l'intervento o meglio, non regolare, chiaramente irregolare, ma comunque per cercare la porta. Dunque, probabilmente la decisione sarà stata per qualcosina che ha detto l'attaccante. Forse avrà detto all'arbitro che era
tutto regolare, chissà. Lì Calzi col sinistro cerca i compagni, trova Di Bella, poi c'era anche la pressione da parte di Miceli appena entrato, che però ancora non ha toccato il pallone. Ingresso al momento negativo del numero 20, anche complice una buona partita del Cus Palermo, che sta cercando invece di trovare il 3-0, quindi può anche starci. Teresi, poi Messina vede alle spalle l'inserimento di Randazzo, che si inserisce benissimo, poi Licalzi fa ancora una volta una grande chiusura. Adesso sta salendo in cattedra il giocatore di fascia mancina Marco Licalzi, che dopo aver avuto un po' di difficoltà, e anche tanta, con Rovolo, adesso con Randazzo e Piazza sta un po' trovando nuova linfa. Però arriverà un altro cambio per il Cus Palermo. Il gioco un attimo è fermo, con l'uscita dal campo di Randazzo e l'ingresso, adesso diciamo di chi? Di Cristian Colombo. Ovviamente sembrava piuttosto stanco Randazzo, che negli ultimi minuti era riuscito, ha realizzato diversi scatti. Cambia qualcosa dal punto di vista tattico, perché vediamo nel campo come Palma sia passato da terzino sinistro a terzino destro, quindi sostituendo lui in realtà Randazzo, con Colombo che si schiera come centrale di difesa accanto ad Aiello, e invece si allarga a sinistra Maniscalco, piede mancino. Insomma, scelta intelligente da parte chiaramente dello staff del Cus Palermo, anche per dare maggiore copertura, perché Palma comunque sulla sinistra lasciava qualche spazio in più, e soprattutto il giocatore come terzo poteva chiaramente nei minuti conclusivi del match fare male. Con Maniscalco chiaramente c'è una maggiore copertura difensiva. Nel frattempo si chiedeva il cartellino giallo, in questo regolamento effettivamente forse è anche giusto, però nessun cartellino giallo. Tricoli, grande palla qui alle spalle della difesa di Miceli, cerca i compagni ma è comunque stato pizzicato in posizione offside. Tocca dunque il suo primo pallone numero 20, lo fa anche molto bene perché l'aggancio è stato molto importante. Maniscalco va a allungarsi la palla, poi in anticipo Farina, poi lottano proprio sotto i nostri schermi con il Cus che la riconquista. Maniscalco va giù, intervento irregolare da parte di Spalletta, commette fallo, calcio di punizione. Adesso possesso sempre Cus. Maniscalco, battuta rapida, scambiando con Aiello, c'è Teresi che chiede palla ma non viene servito. Messina va incontro alla palla, si gira, poi Piazza scambia con Palma, poi casca anche giù Piazza, forse troppa velocità per lui. Larga il gioco molto bene di Miceli, poi Di Bella, Messina sempre molto utile in fase difensiva, poi commette anche fallo. Infatti il calcio di punizione in maglia fucsia. Invece no, perché fallo il test è stato commesso da Di Bella, non da Messina. Ruvolo, giocata di dribbling, poi allontana molto bene Fauli, si cerca Di Bella che è in vantaggio, poi lo scontro contro Colombo appena entrato viene vinto dal numero 13 Magliacus. Rammacca, si complica un po' la vita, poi riesce comunque a controllare la palla, cerca il lancio in avanti, l'inserimento di Piazza arriva, ma arriva anche la chiusura di Licalzi, che forse un po' lascia poi scorrere un po' troppo, rischiando un pizzico. Comunque Piazza è arrivato sul pallone, l'ha messa anche al centro, però con una coordinazione non molto ottimale. Palla che infatti termina fuori, ma arriverà anche un cambio per il terzo tempo, il secondo dopo Di Miceli, perché entra con il numero 26 Cristian Fanara, lui che ha trovato invece il gol nella gara di andata, terminata 3-1, 1-3 per essere più corretti, vinta chiaramente dal Corse. Su il gol dell'1-3, adesso diciamo che è uscito, dovrebbe essere uscito Spalletta. Non una buona gara, ha un po' alternato in realtà delle grandi giocate di personalità, forse qualche errore di troppo, capisce anche il l'uomo non chiamato dai compagni, forse qualche tempo di gioco perso. Tanto commette fallo Castagnetta, questo scontro con Teresi, che si è poi gestito da Colombo.
Rammacca. Il dribbling viene fermato da Faulisi, sicuramente il migliore dei suoi. Faulisi attacca la porta, il capitano allarga il gioco, c'è l'inserimento di terzo, può guardare i compagni, poi calcia! Chiude sul primo palo ma sbaglia, ha sbagliato probabilmente il controllo, qui il numero 10, ma grande palla ancora una volta di Faulisi che fa vedere tutta la sua classe, fa vedere perché effettivamente indossa la fascia da capitano. Si è portato a sé praticamente 3 difensori, poi ha allargato il gioco, terzo probabilmente sbaglia l'aggancio perché ha perso qualche tempo di gioco, poi col sinistro ha cercato, anziché il secondo palo, ha cercato invece il primo, trova invece la parata di Di Salvo e si ricomincia con un calcio d'angolo. Cosa al centro Di Salvo, chiama a grandissima voce e si scontra con Messina, palla che viene messa fuori. Viene allontanata anche di molto da Di Salvo, rimane a terra invece Messina. Ovviamente ci auguriamo sia tutto ok per il numero 10, sarebbe una grossa perdita vista la partita. Forse per il Cus potrebbe essere anche il migliore in campo. Per lui infatti un gol. Intanto ed è qua Ruvolo, approfittare del piccolo momento di break per trovare nuove energie con questo là. Tanto che Di Salvo che dà indicazione al compagno. Nel tempo Fara si è schierato come terzino destro perché Tricoli è andato a giocare come vertice basso, quindi prende Tricoli il posto in realtà di Spalletta e Fanara che invece si schiera come terzino destro. È stato questo dunque il cambio dal punto di vista tattico. E poi la sostituzione è stata in realtà Spalletta fuori, dentro Fanara, però dal punto di vista tattico in realtà qualcosina è cambiato. Nel frattempo Messina si alza piuttosto claudicante, non al meglio delle condizioni, forse arriverà anche un cambio. Riparte dunque con le mani da Di Salvo, la palla è stata restituita infatti dalla formazione ospite, molto sportiva. Viene cercato Ruffino con la testa piazza, poi il tocco morbido di Ruvolo che non trova il gol. Sarebbe stato incredibile, si era dissetato proprio in qualche istante fa, forse l'ha dato anche una nuova energia per poter fare questo scatto in più. È stato anche ottimo il suo tocco morbido, poi tanta sfortuna, va anche presa bene, poi lotta in mezzo a due, casca giù Tricoli, guadagna calcio di punizione con esperienza, con la pressione di Teresi e di Ruvolo, con quest'ultimo che commette fallo dopo è stato vicinissimo al gol del 3-0, terzo. Sbaglia tutto, non si passa da maniscalco, poi Ruvolo cerca Messina che intanto è rientrato in campo, quindi questa è una grande notizia. Anche il gioco verso Ruvolo, punta la porta Ruvolo, prova ad alzare ancora i giri del motore, commette fallo, ma si continua, tutto regolare, cioè meglio si continua, fallo che viene fatto continuare, regola del vantaggio dunque per il direttore di gara, sembra un fallo in realtà una buona punizione. Di Bella, guarda qui il dribbling, poi allarga il gioco, sbaglia tutto, chiude Piazza che da quanto è entrato sta praticamente correndo su tutti i palloni, un ottimo ingresso quello del giocatore in maglia 18. Palma la controlla, si appoggia dietro come sempre da Di Salvo, viene chiamato molto in causa il portiere. Di Salvo, Colombo, uno dei primi palloni toccati anche per il numero 13, cerca centralmente il compagno ma sbaglia, poi Di Salvo chiama il pallone, dice ad Aiello la prendo io, rilancio io, infatti così fa, cerca Ruvolo. I due infatti si sono anche parlati durante il momento di break con il portiere che ha detto proprio al numero 11 di muoversi quando ha palla nei piedi perché è lui la prima scelta. Terzo, sbaglia centrale, in anticipo Colombo. Ruvolo può partire, alza i giri del motore, salta Tricoli, salta tutti, Ruvolo ancora,
infermabile. Poi Faolesi fa un grande recupero, come sempre recupera la palla e fa ripartire i suoi, allarga poi il gioco. Terzo col sinistro, si appoggia, vede l'iniziamento dei compagni, poi Castagnetta cerca invece Di Bella che con un ripallo riesce anche a passare largo il gioco per Di Micheli che non trova la porta. Azione importantissima qui per il terzo tempo, dopo l'azione solitaria di Ruvolo che ha saltato praticamente 3 uomini. Faolesi riesce a recuperare palla, poi il contropiede sprecato per il numero 20 dopo la grande palla di Bella che praticamente ha sistemato tutto per il suo tiro, ma nel frattempo sono pronti 2 cambi per il Cus Palermo perché entreranno con la maglia 19 Marco Rosato e poi con la maglia numero 15 Antonino Giambrone. Vediamo chi uscirà. Sembrerebbe Ruffino, forse anche Ruvolo in realtà, infatti escono Ruffino e Ruvolo, 2 dei protagonisti in campo. Vediamo come cambia l'attacco, perché Rosato si schiera come punta centrale, quindi non cambia nulla dal punto di vista tattico con Ruffino. Cambia invece qualcosa con l'iniziamento di Giambrone, perché sembrerebbe essere a centrocampo, anche qui, con Messina che invece torna largo a sinistra, dunque sulla sua posizione inizio partita, quella che ha fatto ammattire i difensori della sua fascia. Minuto 70 di gioco intanto, ma c'è anche un altro cambio per il terzo tempo. Adesso diciamo chi è entrato. Di Salvo, perché è entrato con la maglia numero 22 Francesco Tellini, si schiera a centrocampo, quindi presumibilmente un cambio a centrocampo. Adesso cerchiamo di essere un po' più precisi. Intanto il primo pallone toccato per Rosato, Giambrone allarga il gioco, tocca li calzi, ma favorisce comunque l'inserimento di Piazza che aggancia, può crossare, cerca i compagni al centro, si era inserito Rosato, ma palla che viene deviata in calcio d'angolo, dunque corner per il Cus Palermo per la formazione di Fabrizio Costanzo che potrà vantare di questa azione per trovare anche il 3. Dal punto di battuta vediamo Rammacca, battuti nel primo tempo Liga, adesso è uscito il numero 8 nei primi istanti del secondo tempo. Tocca infatti a Rammacca, passa al centro, smanaccia con i pugni, poi ancora la mani lì Giambrone e poi stocco sotto da parte di Messina che non è preciso col sinistro. Da 2 passi forse anche la mandria di Maie Fuchs davanti a lui un po' a dare fastidio nella visuale, e hanno permesso di calciare con tutta la convinzione, come invece ne è stato nel calcio di rigore. Manna Di Bella fa partire terzo che però non riesce ad arrivare, palla molto profonda, non ci arriva, palla in rimessa laterale. Arriva un altro cambio perché lascerà il campo forse Di Bella o Terzo, perché entra Fabrizio Dallara che invece lascia il campo terzo. Partita iniziata molto bene per il numero 10, tante belle giocate, poi forse nel secondo tempo un po' si è spento, complice anche la tenuta fisica non ottimale, ma nel frattempo vediamo anche un cambio tattico perché il ne è entrato Dallara si posiziona in posizione centrale con Di Bella che invece si allarga un po' sul destro, giocatore comunque dotato di una buonissima tecnica, dunque forse vorrà provare a sfondare sulla fascia di Maniscalco, tanto è rimasto a terra forse Di Micheli, dice no, li calzi, maglia numero 25, su una botta probabilmente, ha avuto 73 di gioco con un momento di pausa. Questo è un contrasto a centrocampo, si è rialzato un po', claudicante. Gioco che adesso può riprendere con questa rimessa con le mani. Qui sgoscia, viene entrato Dallara, grande azione. Cerca Di Micheli, buona qui la tecnica, va sul sinistro, Di Micheli ancora salta tutti Di Micheli, palla ancora al secondo palo, cercare l'inserimento quasi anche a rimorchio in realtà
dell'intento Dallara, ma grande giocata di Di Micheli che è entrato benissimo adesso, dopo qualche minuto forse di assestamento, per entrare in partita. Poi ha fatto vedere tutta la sua tecnica con questi 2 dribbling che finta di rientrare sul destro, ma lui si allarga sul sinistro, non lo capiscono i difensori. Poi palla con l'esterno messa lì soltanto per essere ribattuta in porta, ma non ci è arrivato Dallara e dunque risultato sempre di 2-0. Tempo gioco ancora fermo, c'è stato qualche problema, partita che, come abbiamo anche detto nel primo tempo c'è stato un cambio, esce Maniscalco ed entra invece con la maglia numero 14 Nicolò Tripoli, forse anche per contrastare Di Bella che si è attaccato sulla fascia destra, forse tecnico, voluto mettere nuova linfa probabilmente per non farsi prendere in velocità. Abbiamo visto come Di Bella sia un giocatore che nonostante abbia una buona stazza anche di una discreta velocità, un cambio che sembra essere perfetto a questo punto di vista per contrastare le sue avanzate. È stato messo un giocatore fresco come Tripoli sulla fascia sinistra. Palma scarica su Colombo che però lascia il possesso a Di Salvo che rischia un poco col suo sinistro. Tripoli sbaglia il primo tocco sul Rosato, poi in anticipo la difesa. Aiello rischia un poco, poi addirittura col sombrero. Giocata molto tecnica, poi in anticipo Messina. Tutto regolare, danza sulla palla Giambrone, riesce a farla anche passare sul Rosato, si appoggia poi sull'avanzata di Teresi che stava per essere quasi contrastato dal suo avversario, ma si appoggia prima da Piazza. Poi Teresi, buona qui la giocata, riesce a sgusciare via, cerca i compagni a certo, palla al rimorchio, palla molto velenosa che poteva chiaramente scaturire anche qualche cosa in più. Poi Licalzi lascia uscire la palla, riparte con le mani. Uno scontro bruttissimo, ma si continua. Rammacca con la suola, poi viene cercato Di Bella e lontana, mettendo una pezza a Aiello, anche per consentire l'ingresso da parte dello staff medico, perché effettivamente la botta ricevuta da Piazza è stata veramente brutta, terrificante, una brutta botta. Ho sentito tutte le urla da parte dei giocatori in maglia numero 18. Una bruttissima botta, forse all'altezza della tibia. Lo scontro con Tellini, giocatore entrato da qualche istante. Gioco ancora fermo intanto. Sicuramente ha giocato poco in realtà in questo secondo tempo, ci aspettiamo forse un recupero di 8. Adesso ci sarà ancora spazio per altri cambi, perché il terzo tempo sembrerebbe inserire Manuel Lococo al posto forse di Licalzi, vediamo. Perché infatti esce dal campo Licalzi. Poi ritorna invece in panchina Gabriele Sorrentino, che stava facendo il guardalinee. Intanto cambio anche per il questo con Logalbo al posto di Messina. Invece no, perché Messina rimane comunque al campo. C'è anche Teresi. Adesso cerchiamo di capire al posto di chi. Posto di Rammacca, che infatti lascia il campo, numero 7, buona partita per lui. Centrale. Poi Palma ancora, l'energia per contrastare, il 78esimo, poi Di Salvo chiama la palla, la fa sbattere sul petto dolcemente, poi la blocca. Aiello. Ecco il primo pallone toccato da Logalbo. Se non si tratta di Logalbo, chiedo scusa, che Piazzese con la maglia numero 17, sembra la maglia numero 12 da qui. Ma
piccola correzione dunque. Rosato allarga il gioco. Palla al centro, ottima perché c'era Piazzese posizionato al centro. Poi Piazza in anticipo, allontana la sfera. Minuto 79 di gioco. Risultato sempre di 2-0. Gol che sono arrivati entrambi nel primo tempo. Tantissime occasioni da gol nei primi 45 minuti. Nei secondi invece non ne abbiamo avuto tante. Però gara forse un po' contornata da troppi contrasti, troppi falli forse, che hanno spezzato un po' il gioco. Poi allontana Teresi. Blocca Manna. Tanto si riscalda con la maglia numero 12. Gabriele Sorrentino, abbiamo già detto. Probabilmente entrerà al posto del collega di reparto. Si continua. Piazzese. Il dribbling, poi si ferma. Gioca tu! Tricoli. Sbaglia tutto. Aiello, poi allontana. È rimasto a terra il compagno e qui Piazzese stava infatti allontanando la palla. Si era anche visto il suo giocata con il piede per voler mettere la palla fuori, preso un po' incespicato. Tricoli invece ne ha approfittato per rubare palla. Palla che verrà probabilmente restituita. Infatti così è con Di Bella che la restituisce alle corse. Palma rischia un po' con questo dribbling, con la scivolata delle parte di Dallara. Poi casca anche giù, calcio di punizione. Adesso gioco veramente spezzettato, segmentato più che mai. Questa calcio di punizione può dare qualche informazione in più, perché da queste occasioni si può anche trovare il gol per aprire la partita. Terzo tempo che c'è stata veramente vicinissima, però nei primi 45 minuti. Quindi calcio di punizione. Viene battuto da Lococo, appena entrato. All'interno della regola ci sono un po' tutti. Con Tellini che invece rimane dietro. Lococo cerca che compagna al centro. Di Salvo quasi sta per arrivare difensore, ma Di Salvo va lunghissimo. Rosato, buono qui l'aggancio, ma è soltanto un assist per il suo avversario, che poi la mette giù Tellini. E rischia tantissimo e sbaglia sul dribbling. Rosato attacca la porta. Rosato vede i compagni. Piazzese contro il portiere. Piazzese calcia! La parata del portiere poi lontana. Azione divorata per il Cosse, ma tutto l'altruismo da parte di Rosato va sicuramente segnalato. Poi Piazzese si è divorato il gol cercando di calciare addosso al portiere, non piazzandola. Poi Giambrone fa toccare l'ultima palla a Tricoli. Sarà dunque calcio d'angolo. Tricoli, il capitano adesso dopo l'uscita di Faolisi, è stato sicuramente uno dei migliori in campo. Tanti palloni recuperati, poi è stato il numero 4 a prendere la scena capitale. Cross al centro per l'arrivo da parte di Piazzesi, che ha sicuramente qualcosa da farsi perdonare. Poteva calare il 3 e chiudere anche la partita. 83 di gioco, veramente pochissimo, 7 minuti, ma ci aspettiamo probabilmente un ghiotto recupero. Abbiamo visto tante interruzioni. Arriva anche il cambio con fuori mano dentro con la maglia numero 12 Gabriele Sorrentino, ho detto anche in precedenza. Cambio dunque in porta. Esce dal basso Tricoli, scivolata, libera Lococo che è anche fresco ma non ci arriva, si stava per appoggiare a Di Micheli, palla che però non viene, non termina nei piedi del numero 20. Se c'è spazio per altri cambi, sono stati quasi tutti. Sono terminati i cambi per il terzo tempo. Per il panchino infatti Alberto Logallo, maglia numero 12.
controllo il petto di Piazza, poi Palma alza la palla, vede il segmento dei compagni, cerca il cross al centro, poi la blocca in 2 tempi ed è il primo pallone toccato anche per Gabriele Sorrentino, che fa subito ripartire i suoi andando in avanti. Aiello molto sicuro di sé, poi Palma allarga il gioco, Teresi col sinistro, viene cercato Piazzese dopo il buon passaggio da parte di Tripoli, poi allontana, mette una pezza con la maglia numero 6 Ciancimino, che ha comunque realizzato una grande partita. Piazzese, Tricoli lotta, riesce anche a fermarlo. Tripoli si allarga sulla sinistra, poi cerca, ottimo quel cross che attraversa l'area di rigore, poi allontana con la testa la difesa che rimane comunque sempre lì. Rosato da terra, si gira, Rosato riesce a passare, grande il suo ingresso, Messina può calciare, Ciancimino ancora una volta dice di no, ma sempre il numero 10, il costante del Cus Palermo, sempre uno dei più pericolosi con il suo sinistro, ci ha provato, questa volta Ciancimino è arrivato proprio puntuale a fermarlo. Al centro di Messina, spunta di testa Colombo, aveva preso benissimo il tempo, aveva saltato con una discreta facilità che comunque non era stato tenuto dalla difesa. Il gioco è fermo, era anche altro cambio intanto, Adele è ferma. perché entra Domenico Varrica, dunque non erano entrati tutti i giocatori del terzo tempo, mancava soltanto Varrica ed esce dal campo Giuseppe Castagnetta, che ha fatto un grandissimo primo tempo, secondo tempo un po' in ombra, complice anche l'aumento di gioco da parte del Cus Palermo. Intanto prova ad autolanciarsi Rosato, sbaglia tutto, poi Lococo col mancino allontana la palla, facile preda di Giambrone. Teresi vede sempre Tripoli, ottimo il suo ingresso in campo, cerca ancora i compagni, Rosato la tocca, palla che rimane sempre lì per Piazzese, allontana poi Ciancimino, poi il colpo di testa di Tripoli sicuramente uno dei più attivi in questo secondo tempo, è entrato al posto di Maniscalco sulla fascia sinistra, ha messo in mezzo diversi cross interessanti. Palma, Teresi con l'esterno, scivolata di Tripoli, poi Aiello si appoggia, Tripoli, Aiello, Colombo, si gioca adesso un po' con il cronometro, minuto 87 di gioco, ci sarà probabilmente un ghiotto recupero, ma ancora non si è pronunciato però. Di Miceli, poi la giocata, molto tecnico il numero 20, si appoggia, Varrica, di prima Di Miceli, grande palla di ritorno, poi mette una pezza Colombo, Piazza, Teresi alza la palla, vede l'inserimento di Piazzese più veloce del suo avversario, però la palla termina tra i piedi e poi tra le mani di Sorrentino. Centrale, scotta a centrocampo, poi Piazza, Messina, può lanciare Rosato, guarda la porta, cerca i compagni ancora al centro, Rosato che forse da lì avrebbe potuto anche calciare verso la porta, tanto altruismo da parte del giocatore in maglia numero 19, lui come Ruffino cercano molto spesso i compagni piuttosto che forse cercare la porta, poi da qua distanza avrebbe potuto anche cercarla. Lancino avanti di Fanaro, ancora Aiello sempre in anticipo, partita perfetta, nessuna sbavatura per il numero 5. Piazza, buona qui il dribbling, palla di ritorno per Messina, sua posizione perfetta, può cercare i compagni al centro, li cerca, poi spunta Piazzese, l'aggancia Piazzese, la traversa, gli dice di no. Grande azione del Cus che fa vedere tutta la sua tecnica con l'azione ad alta velocità tra Piazza e Messina, palla che attraversa tutta la di rigore, cerca e trova poi l'inserimento da parte di Piazzese che però becca la traversa. Insomma, tanta sfortuna anche per il numero 17 appena entrato al secondo tempo con 2 occasioni. Teresi, volè che non trova la porta, tanta sfortuna stiamo andando quindi per Piazzese che prima si è visto negare il gol dall'ottima parata comunque del portiere Manna,
poi contro Sorrentino invece becca la traversa. Insomma, un ingresso comunque positivo del giocatore numero 17 che però ha forse qualcosina da dire un po' alla sfortuna. Teresi allarga il gioco, in anticipo Piazzese, quindi però anticipa per trattenere un po' la maglia Fanara. Colombo sbaglia l'aggancio con il petto, Barrica allunga la palla di Miceli, sguscia via, sempre molto tecnico, poi Palma fa un grande lavoro il capitano, partita anche per lui perfetta, poi si allunga un po' la palla, vede Tripoli con l'esterno, lo serve adesso, poi lei è finito col mancino, prova ad avanzare ma chiude benissimo Flavio Di Bella che è partito come attaccante, punta centrale, poi adesso gioca come laterale. Un po' con le mani in realtà da parte di Varrica, ma tutto regolare per l'inizio di gara. Si continua a puntare la porta, lo salta Aiello, ancora una volta riesce ad arrivare Varrica e riapre la partita 2-1. Esulta guardando lo spicchio dei suoi tifosi presenti. Adesso riapre la partita per i minuti finali che saranno veramente da urlo, perché il terzo tempo comunque gioca una grande gara, è rimasta in partita per tutto il tempo. Poi qualche protesta sul gol, perché il gol di Domenico Varrica è entrato negli ultimi minuti di questa partita, ha riaperto la partita, ma c'è qualche protesta perché si chiedeva un tocco con le braccia, un tocco con le mani. Intanto il direttore di gara indica con la mano 5, quindi ovviamente saranno 5 i minuti di recupero. Si finisce quindi al 95esimo, gara sul 2-1, è partita bellissima. Quindi 300 secondi, poi a fine match, però già un minuto è praticamente passato. Dunque 4 minuti separano il Cus dalla vittoria, dalla debacle. Intanto la girata al volo di Piazza che come Tripoli ha contribuito in questo secondo tempo alla buona partita del Cus, nonostante il gol subito in questi ultimi minuti finali. In realtà questo ha giocato una buona partita, ha fatto soprattutto con i suoi ingressi al secondo tempo, noto nuova linfa su tutti. Abbiamo giocato il numero 14 Tripoli, ma anche Piazza con la maglia numero 18. Tricoli scarica sul compagno Ciancimino che col sinistro prova ad aprire ma sbaglia tutto. Gianbrone riesce a recuperare palla, poi viene fermato da Varrica che è indemoniato, recupera la palla, la sfera, dopo aver trovato anche il gol che ha riaperto la partita con il 2-1, un ingresso perfetto per Domenico Varrica. Teresi allontana Aiello, è saltato il controllo. Aiello tutto regolare, questi continua, lottano adesso, partita molto maschia. Stiamo dicendo quindi come Aiello forse l'unico errore della partita è stato quello del dribbling di Dallara che l'ha puntato, lo ha saltato, poi ha cercato Varrica al centro. Il tempo di Torregara chiama l'intervento irregolare, sarà di quel calcio di punizione per il Cus Palermo che probabilmente giocherà anche un poco con il cronometro. C'è anche Adeola, vediamo, dare indicazioni ai suoi ragazzi, direi. Veramente qualcosa sulla fase difensiva. Effettivamente il terzo tempo sta prendendo entusiasmo, sta prendendo chiaramente anche consapevolezza. Il gol di Varrica ha dato come inevitabile una forza in più. Poi Rosato, gamba forse un po' troppo alta ma si continua. Piazza se prova a girarsi, si appoggia, Piazza può cercare la porta, calcia! E questo è un gol bellissimo che probabilmente può chiudere anche la partita, perché arriva il 3-1 del Cus e lo fa con Piazza. Stiamo parlando come proprio del suo ingresso, come Tripoli avesse dato nuova linfa sul campo al Cus Palermo. Anche per lui infatti il risultato del 3-1 è grande merito per lui e trova infatti anche il gol assist da parte invece di Piazzese. 3-1 Cus, adesso la partita si mette anche un po' più tranquilla. Terzo tempo che però probabilmente uscirà dal campo con una grandissima prestazione, veramente a testa altissima. Dallara sbaglia Tellini, Tricoli
sempre molto utile il lavoro anche di Rosato, comunque è stato da un suo contrasto vinto, poi la palla rifiuta su Piazzese che ha servito con l'esterno Piazza. Ha fatto un grande gol battendo Sorrentino, gara però ancora che ha qualcosa da raccontarci. Calcio di punizione, minuto 94. Calcio di punizione, Di Salvo guadagna tutti i secondi del caso. Dito di gara intima la battuta, Rosato con la testa, poi in anticipo Fanara, la controlla, vede i compagni, li cerca ma non li trova perché in anticipo c'è Tripoli che vede Piazzese, può puntare alla difesa, Piazzese grande finte ma Fanara fa una buonissima chiusura, poi lascia il possesso lì e commette anche fallo Farina. Ha cambiato posizione, ricordiamo, da terzino a centrale. Ovviamente da questa azione potrebbe finire anche la partita, forse l'ultima azione del match, con Piazzese sul punto di battuta, anzi no, che Piazzese è a rimorchio in realtà, sono un po' tutti all'interno delle rigori, rimangono fuori Palma e Tripoli terzini. Battuta al centro, poi smanaccia Sorrentino e arriva invece Aiello. Deve essere stato Aiello l'ultimo a toccare. Risulta forse Rosato, vediamo. Grande arbitro! Aveva invece il gol, quindi le 4-1 con il Rosato, deve essere stato lui l'ultimo a toccare, c'era dietro di lui anche Aiello che avrebbe anche coronato una grandissima partita con il gol. La corona invece il Rosato, risultato di 4-1. Su un po' largo in realtà per ciò che è stato visto in campo, vista la partita comunque equilibrata. Minuto 95 arriva anche il gol del 4-1 e insomma negli ultimi minuti finali non ci possiamo lamentare perché abbiamo avuto 3 gol, uno del terzo tempo e 2 del CUS Palermo dopo il 2-0 che praticamente è regnato fino ai primi 90 minuti di match, che poi è arrivato praticamente al 90esimo il gol del terzo tempo, poi 93 il gol del 3-1 e il 95 inoltrato il gol del CUS Palermo e finisce anche la partita, risultato dunque di 4-1, vittoria numero 15 per il CUS Palermo che sta in classifica a quota 45 e sempre nel primo posto. Chiaramente bisogna andare anche a ragionare un po' le statistiche perché è sempre il miglior attacco, però a quota 63 gol fatti, poi anche sempre tra le migliori difese con 16 gol subiti, insomma dei numeri che sono molto importanti. Non possono che essere felici chiaramente il tecnico Fabrizio Costanzo e il suo collaboratore Davide Adela, e chiaramente bisogna anche vincere questa partita non soltanto per l'importanza in sé della partita contro il terzo tempo, che comunque ha giocato una grande gara e lo voglio sempre ribadire, ma anche per dare continuità dopo la sconfitta per 2-1 contro il Cadini di Polla nell'ultima giornata. Io vi ringrazio, qui da Marco Giannucci di Sportisti è tutto, alla prossima.